Iniziato il trasferimento dell'acqua dalla diga Gammauta situata nel Palermitano al lago Castello in provincia di Agrigento, grazie al raggiungimento di un volume idrico sufficiente di 170.000 metri cubi di acqua. Le infrastrutture tecniche sono state attivate consentendo il flusso con una portata iniziale di 100 litri al secondo, che aumenterà gradualmente fino ad arrivare a 350 litri. Si tratta di un intervento cruciale e importante per garantire un adeguato approvvigionamento idrico per uso irriguo e potabile nel comprensorio dell'Agrigentino, disposto da un'ordinanza dello scorso 21 novembre del commissario per l'emergenza idrica Dario Cartabellotta, che oggi ha firmato la lettera esecutiva del provvedimento. Il governo sta mettendo in pratica ogni misura necessaria per affrontare questa crisi, ha affermato il presidente della regione Renato Schifani, che ha presieduto la cabina di regia siciliana per l'emergenza idrica. Stiamo utilizzando le risorse disponibili e collaborando strettamente con gli enti coinvolti per garantire un approvvigionamento idrico adeguato e sostenibile. La nostra priorità è quella di proteggere le comunità locali, l'agricoltura, le attività produttive. Continueremo a lavorare incessantemente per trovare soluzioni efficaci. Contiamo, continua Schifani, sul senso di responsabilità di tutti e sulla collaborazione di ogni singolo ente e di ogni cittadino. Siamo rivolti verso un obiettivo comune ed è il lavoro di squadra che darà i suoi frutti. Con l'emanazione del provvedimento è stato istituito un comitato di supervisione per i volumi d'acqua della diga, che devono essere adeguati affinché possano entrare in funzione le componenti tecniche necessarie al trasferimento. Il gruppo è formato dai rappresentanti dell'autorità di bacino del distretto idrografico siciliano, dei dipartimenti regionali dell'agricoltura e dell'acqua e dei rifiuti, del consorzio di bonifica di Agrigento, dei comuni di Ribera e di Bivona e dell'Enel, che è proprietaria della diga che sospende la produzione di energia idroelettrica per tutta la durata dello stato di emergenza nazionale, ovvero fino al maggio del mese prossimo.